la questione è seguita, abbiamo evitato anche di sottolineare che quella in Venezuela è una di fatto dittatura di stampo marxista che è quanto di più distante ci sia dai nostri valori, proprio per non esacerbare i rapporti tra l'Italia e il Venezuela e quindi mettere in difficoltà ancora di più la sorte dei trentini. Gli equilibri sono delicati, ma il governo sta continuando a lavorare per riportare a casa Alberto Trentini, il cooperante lidense 45enne detenuto in Venezuela dallo scorso 15 novembre, senza poter comunicare con l'esterno e nemmeno con i familiari. Il nostro obiettivo è chiaro. Chiaramente la grande difficoltà che stiamo avendo è nell'individuare interlocutori disposti ad aprire uno spiraglio per una soluzione. Di sicuro da parte del governo c'è la massima attenzione, la massima determinazione per raggiungere il risultato che tutti auspichiamo, come e non meno di quello che è stato fatto in altre situazioni, in altri scenari geopolitici negli ultimi anni. Intanto gli amici di Alberto e l'associazione Articolo 21 chiedono di partecipare al corteo di barche a remi lungo il Canal Grande, organizzato per domenica 11 maggio con ritrovo delle imbarcazioni alle 10 a Santa Chiara per finire alle 11:30 in bacino San Marco con l'Alzaremi. Davanti alla Basilica della Salute sarà presente una rappresentanza di familiari e amici di Alberto che in questi mesi hanno sempre cercato di mantenere alta l'attenzione.